E ciao, ed eccomi qui per iniziare un nuovo vlog. Lo inizio con la notizia che mi hanno cambiato l'albergo delle ferie. Non ero convinta per quello che sta succedendo, ho detto boh, chissà se si va, se non si va. Poi anche qui su YouTube vedo gente che va in Puglia, per cui insomma diciamo che è fattibile. Ma comunque quello che avevo prenotato io a gennaio, con la partenza dal 15 al 22 mi hanno cambiato la data. Praticamente sull'albergo dove avevo prenotato vanno giù il 22 e non più il 15, per cui o che cambio albergo o che non ci vado, per cui ho detto beh, proviamo a cambiare albergo. Allora adesso vediamo se praticamente è il stesso albergo dell'anno scorso, perché avevo due possibilità, ve li faccio vedere da catalogo. Questo Torre Cane di Fasano è quello che avevo prenotato io, però a gennaio facevano la partenza anche il 15 di agosto. Adesso, per quello che che sta succedendo, che è successo o cosa, su questo albergo vanno giù solamente il 22 agosto. Allora avevo la possibilità di scegliere tra questi due, tra Hotel Paglianza a Peschici nel Gargano oppure Rodi Gargano Club Baia Santa Barbara, e questo è quello che ci sono andata questi ultimi 2 anni. E c'è come prezzo, c'è poca differenza, uno a testa è 1100, l'altro è 1040, sempre la stessa settimana. Ma poi ieri sera ne ho parlato anche con Davide e mi hanno detto per intanto andiamo sul stesso posto, poi si vedrà. E ora intanto ho prenotato sul stesso posto dell'anno scorso, risparmiando anche cos'è, 60 euro a testa, diciamo, di viaggio totale. Adesso però vediamo, cioè l'agenzia mi ha detto adesso provo a fare le carte e chiamarli, perché loro aprono alle 10, adesso sono le meno 20 alle 10, allora mi ha detto che sì, provo a sentirli dopo e se riesce a fare passare tutto a posto e andiamo al Santa Barbara come l'anno scorso e conosciamo il posto. Vi dico una cosa che ho fatto in questi 2 giorni, non ho registrato le clip perché l'ho fatto a parte. Praticamente ho 2 congelatori, il congelatore è quello sopra il frigo, piccolino, poi ho un congelatore più grande messo sul piano sotto e una volta all'anno qui si dice sbrinare, non so se sia un termine usato dappertutto, cioè togliere il ghiaccio in eccesso che si forma durante l'anno. Allora ieri ho fatto quello più grande, l'ho spento e sono riuscita a togliere tutto il ghiaccio che si era formato. Poi ho rimesso dentro i prodotti che c'erano in congelatore perché li ho tirati fuori, ho aspettato che il ghiaccio si ammorbidisse e poi l'ho tolto con una spatolina che mi hanno dato apposta per fare questo lavoro. E questa mattina prima di partire ho fatto anche il congelatore piccolo, quello del frigo, anche lì ho tirato fuori tutto, ho tolto tutto il ghiaccio che si era formato in un anno, perché di solito lo faccio prima delle ferie, questo periodo di luglio faccio questo lavoretto di togliere il ghiaccio in eccesso dai congelatori. Giretto per andare, beh, qui sul sacchetto c'è scritto pasticceria Opera perché hanno anche la pasticceria, però in questo periodo c'è la gelateria in funzione e sono uscita solo per prendere il gelato. La macchina mi segna 32 gradi. Adesso lo metto subito in congelatore, me lo sono fatto dare sulla vaschetta termica, però ho paura che si sia un po' sciolto perché 32 gradi sono tanti. Sto preparando la cena per questa sera. Oltre al gelato sto preparando un po' di pasta, per cui ho tagliato un cipollotto, dei cubetti di pancetta affumicata e questo lo rosolo. Quando sono rosolati ci aggiungo questo pomodoro che è quello che prendo al mercato agricolo. Di qua devo ancora decidere, questa è la dispensa della pasta, devo ancora decidere se fare gli spaghetti
Oppure di qua cosa ho aperto? Ho aperto le orecchiette, per cui in questo caso finisco le orecchiette perché vedendo la quantità di solito è la quantità che utilizzo. Questa mattina ho fatto un giro del mercato agricolo, allora ho preso pomodori, cuor di bue, le noci pesche, pomodorini questo ciliegino, i fagiolini, poi di qua che mi si è rotto il sacchetto ho preso un cappuccio, delle zucchine, dei cetrioli, sotto c'è anche 1 chilo di patate, ma è messo sotto. E nel ritorno sono passata anche dal negozietto dei cinesi. Era da un pezzo che non ci andavo, diciamo che da quando hanno chiuso tutto non c'ero più andata adesso sono tornata, ho speso 14 euro e ho preso delle ciotoline, questi qui per conservare gli alimenti, che l'altro giorno una mi si è rotta, per cui ho fatto un po' di rifornimento, tanto queste ciotoline vanno da un prezzo di 1 euro della più piccola, la media c'è 1,50 euro, la più grande 1,90 euro. Poi ho preso queste lampadine per 3,50 euro da mettere sulla cappa dove ci sono i fuochi del gas, perché adesso ne avevo su delle lampadine, ma sono quelle da 15 watt e fanno poca luce, mentre queste qui in teoria qui c'è scritto che sono da 30, e ho provato a prendere queste a LED, è la prima volta che le prendo, vedremo se funzionano oppure no. Poi mi serviva un'agenda e ho preso questo quaderno che forse è meglio di un'agenda, perché quando faccio i video settimanali, per scrivere i video settimanali e anche per poi scrivere il titolo, perché quando li carico non ci scrivo subito il titolo, ci scrivo il giorno di pubblicazione, per cui adesso utilizzavo i post-it, i foglietti, quelli piccolini, e ho deciso di prendermi un quaderno tipo questo, che allora ci scrivo, poi quando è passato il mese posso togliere la pagina e riprendere da una pagina nuova, e anche mi trovo bene con gli anelli perché posso piegare il quaderno così e scrivere anche da questo lato. Sono appena passata da Bottega Verde perché avevo un buono che se spendevo 25 euro me ne scalavano 10, per cui pagavo 15 euro e ho deciso di utilizzarlo, per cui ho preso, poi vi faccio vedere nel totale, comunque ho preso 2 cose che in teoria sto pensando di portarmele al mare, sempre se rimaniamo nell'indicazione che si va. E ho preso il doccia e un olio per idratare bene la pelle, visto che adesso prendo il sole alla domenica, per cui negli 8 giorni la pelle si faccio male solo che alla domenica, per cui la pelle fa anche in tempo a riprendersi, e utilizzo la classica crema da doposole sempre di Bottega Verde. Però mi ha incuriosito questo discorso degli oli, di idratarmi di più la pelle, specialmente se faccio più giorni di esposizione al sole. Allora ho deciso di provare a prendere quest'olio e sto pensando di portarmelo al mare, vediamo se poi lo faccio oppure no. Adesso volevo andare a fare la ricarica del telefono e poi volevo passare in pescheria, perché la settimana scorsa non ho preso niente di pesce. Questa settimana ho deciso di prendere, anche perché mi stava frullando sulla testa a parte il discorso che prendo il sugo già fatto da loro, ma se hanno il tonno, di prendere il tonno e poi fare il tonno con le zucchine che vi ho fatto vedere questa mattina. Quasi quasi sto pensando di fare così, però bisogna sempre che vedere se in pescheria hanno quello che ho in mente. Ok, sto morendo dal caldo perché fuori la macchina mi segna 31 gradi e mezzo, ma c'è molta affa e
penso che sia proprio l'affa che dà fastidio. Poi domani mettono temporali, non so se sia vero oppure no. Dal pescivendolo ho trovato sia il sugo per fare la pasta, l'insalata di piovra, però ne ho preso una vaschettina piccola, e qui dentro invece ci sono 2 fettine di tonno, così posso giostrarmi la situazione, perché pensavo questa sera di fare il tonno, visto che è fresco, questo o stasera o domani a mezzogiorno, e tenere il sugo di pesce per domani sera. Di qua invece, per quanto riguarda Bottega Verde, ho preso 4 lavamani di varie profumazioni, tra cui vaniglia nera, questo qui del Tiare, questo è la violetta e questo è il pepe rosa. Poi lì c'è un profumino per Davide da uomo, e i 2 prodottini che ho preso pensando di portarmeli in vacanza sono questi 2. Allora, questo sarebbe il doccia, che è uno di quelli nuovi, sarebbe fiori di lotto, limone e finocchio, mentre questo qui sarebbe l'olio che ho deciso di prendere e di provare. Sono qui a Castelfranco perché dovrei andare da Sephora, che in teoria mi hanno recuperato il mascara piccolo, quello nuovo di Urban Decay, perché sul sito è sold out, è completamente finito, sia il grande che il piccolo. Questa mattina ho telefonato qui in negozio e mi hanno detto sì, ne abbiamo 2. Allora gli ho detto passo il pomeriggio e speriamo che ci sia. Comunque un'altra novità da dirvi: io di solito prima che chiudessero tutto, qualche giro a Treviso me lo facevo e andavo dalla Kids a Treviso sia per prendere prodotti, anche perché avevo la possibilità di farmi l'analisi della pelle e prendere i prodotti più adatti al mio stato di pelle. Oggi, questa mattina, apro le email, bye bye Kiehl's Treviso, praticamente hanno chiuso il negozio, e se voglio acquistare in negozio prodotti della Kiehl's mi hanno messo sull'email che mi rivolga al negozio Pinalli che c'è a Treviso, che adesso hanno messo su anche una parte di prodotti di Kiehl's. Però non so se sia come la Kiehl's negozio originaria, che ti fanno l'analisi della pelle e insomma ti fanno i loro controlli. E comunque questa qui è la notizia di questa mattina. Poi mi hanno mandato anche un buono sia da utilizzare su internet che da utilizzare, ma su internet ho i miei dubbi di poterlo utilizzare, perché è un buono che si risparmia 20 euro su una spesa di 69 euro per il proprio arrivo nel fare acquisti online, per cui credo che sia il primo acquisto che si fa online. Io online l'anno scorso avevo già preso 2 volte, poi mi sono fermata per il problema del corriere che non arrivava mai, tempi di attesa lunghi. Faccio più presto ad avere l'acquisto, il prodotto in mano, se l'acquisto o da Pinalli o da Douglas, che acquistarlo direttamente dal sito, per cui mi sono tolta dall'acquistare direttamente dal sito Kids. E comunque questa qui è la novità per quanto riguarda il negozio Kids. Ok, adesso vado a vedere se recupero questo mascara oppure no. Da Sephora sono riuscita a trovare il mascara che cercavo, poi ho preso altre cosine. Questa me l'hanno regalata, ho preso sempre in mini tagli il mascara di Kat Von D, il mascara di Fenty Beauty, così li provo. Ho provato a prendere questi patch per i punti neri di questo marchio e ho preso di questo marchio sia il balsamo notte che il balsamo giorno per le labbra. Poi sono passata in farmacia del marchio Solidea, ho voluto provare a prendere questi pantaloncini che dovrebbero essere anticellulite, per cui li proverò e vediamo se funzionano oppure no. Comunque adesso ci do una lavata perché non mi va di metterli su senza lavarli. Oggi ho fatto l'insalata di riso, sapete cosa ci ho messo? Ci ho messo i fagiolini,
Poi ci dovrebbe essere, se li trovo, le zucchine, e avevo un finocchio in frigo che non era molto bello, per cui ci ho messo anche il finocchio. È da condire, perché sale credo che ce n'abbia già abbastanza, perché ho cotto sia le verdure che il riso nel sale, però manca l'olio. Non sapevo se aggiungerci del prosciutto, un po' di pomodori. Comunque intanto questa è la base fatta. E sotto i pantaloni questi qui estivi così corti ho messo la Solidea, quella che vi avevo fatto vedere ieri. Li ho lavati subito e li sto già portando. Ieri appena li ho acquistati li ho subito lavati, così oggi posso subito metterli. Vedete, il tessuto è fatto così, la taglia mi va bene, è un po' faticoso metterli, però poi addosso non si sente sulla pancia che tirano e che stringono, per cui li considero fatti bene. Sono qui dal polpaccio e sono fatti così, e come effetto un po', ci si sente da avere qualcosa che stringe, specialmente in certi punti. Io li sento qui principalmente che stringono. Qui trovo l'elastico più soffice, più sopportabile. E come effetto non saprei dirvi, perché è il primo giorno che li metto. Comunque questi sarebbero questi pantaloncini della Solidea fatti per l'anticellulite. Quando si tolgono sulle gambe lasciano questi segni così, ma quando li ho presi mi ha detto che è normale, perché l'effetto di stringere e avere questa forma fa questo effetto sulla gamba. Allora io adesso non so quante ore che bisogna tenerli su, comunque li ho tenuti dalle 9 questa mattina, adesso sono le 11:30 e li ho tolti perché specialmente qui iniziavano a darmi troppo fastidio. A parte che forse potrei vedere se riesco ad allungarli di più, in modo da avere, perché vedete che qui le righe sono più strette, per cui significa che ho ancora tessuto da poter metterli più bassi, che forse mi stringono bene. Comunque questo è l'effetto che fanno sulla gamba appena tolti. E impossibile ma vero, quando adesso non so se riesco a farvi capire. Vedete la mia mano, questa è la grandezza di questo pantaloncino, sembrano davvero piccolissimi. Questa è una seconda, una M, e poi ci sono varie taglie, però sinceramente sono veramente piccolini. E anche oggi una domenica al mare, noi ci siamo parcheggiati qui, di là ci sono dei pescatori, soltanto che questa volta la spiaggia ha cambiato aspetto, l'acqua qui ha mangiato della sabbia, si vede che c'è stato un temporale in questi giorni e questo è il risultato che ha creato questa puzza d'acqua qui davanti. E dopo la giornata di ieri al mare, come vedete sono bianca cadavere come sempre, cioè alla mattina il sole andava e veniva, poi al pomeriggio c'era sole pieno, ma io avendo messo la protezione non è che un po', adesso non credo che dalla telecamera si noti, dai miei canoni un po' di abbronzatura ce l'ho, un po' di colorito ce l'ho, però non un colorito eccessivo. Comunque sono qui e questa mattina devo andarmi a fare un po' di spesuccia, specialmente di bibite, perché l'avevo fatta già la settimana scorsa, però sono andate quasi finite e questa mattina le devo riacquistare. E poi ieri che eravamo al mare, nel tornare indietro ci siamo fermati anche su una fruttivendolo, e abbiamo preso un po' di cose. Ho preso dei cetrioli, dei pomodori, delle patate, che questo negozietto è da dove parcheggiamo per andare al mare, è circa 2 minuti d'auto. Proprio appena si parte si trova questo negozietto che in teoria, parlando con i titolari, dicono che ti vendono prodotti biologici, per cui io vi dico che ci ho lasciato lì 35 euro tra, come vi stavo dicendo, noci pesche, cetrioli, pomodori, patate, un melone e una confezione di miele.
e questo è quello che ho preso, e vediamo se sono buone o cosa questi prodotti, perché di solito sapete che li prendo al mercato agricolo. Da questo negozietto prendevo anche gli altri anni, per cui sì, i prodotti sono buoni, però visto che non ho la differenza tra supermercato e questo negozietto, rispetto al mercato agricolo sono buoni uguali, perché anche il mercato agricolo secondo me ha buoni prodotti. Io sento la differenza quando prendo al mercato agricolo piuttosto del supermercato, e del supermercato oppure del fruttivendolo. Anche il fruttivendolo certe volte ci sento la differenza. Comunque adesso è presto, per cui devo aspettare che aprano il supermercato. Tornando a parlare di ferie, in questi giorni mi è venuta un po' di stizza, non so spiegarvi in altre parole, un po' di paura di non sapere se, cioè ormai le ferie sono prenotate, in teoria si dovrebbe partire, però pensando che, visto che adesso si avvicina alla partenza, mi è venuta un po' di paura, un po' di pensiero per il discorso di questo virus che c'è. E allora ho iniziato a pensare, e se si prende qualcosa mentre si è giù nell'albergo? Cioè mi è venuta un po' di tensione per questo discorso, perché poi ci sarà da utilizzare la mascherina, credo, penso di sì. Però no, cioè perché vedo ragazze qui su YouTube che parlano, che partono di qua e di là, che sono anche felici di andare in ferie, diciamo, ma con quello che sta succedendo, quel senso di sì, sono contenta di partire, mi è un po' smorto per quello che c'è. Perché sinceramente io non sono così tranquilla da dire non c'è niente, posso girare come il solito. Un po' di pensiero ce l'ho per quello che sta succedendo. Comunque sono miei pensieri che mi stanno venendo, anche perché di solito l'agenzia mi dice portami, cioè mi chiama un mese prima. Io di solito la settimana quando scade il mese della partenza, la settimana dopo di solito portava il saldo, sapevo che si partiva e questo ed altro. Adesso anche l'agenzia mi ha detto non portarmi niente, per il fatto che la partenza sì, si pensa di partire, però è meglio aspettare proprio gli ultimi minuti per fare tutto, dopo l'evenienza non si sa, però vedo anche da loro che aspettano gli ultimi minuti, che non sono come il solito, per cui un po' di pensiero ce l'ho. Va bene che in Corriera hanno detto che, sapete che questo viaggio vado giù e ritorno in Corriera, che in Corriera tengono il distanziamento, per cui ci dovrebbe essere un posto sì e un posto no per tenere la distanza tra estranei. Poi giù penso che il pranzo e la cena e la colazione la faranno a turni, per non avere tutte le persone che mangiano al stesso orario. È un mio pensiero che mi è venuto per il discorso che la stanza non è molto grande, e gli altri anni c'era gente così praticamente anche a mangiare. Per cui credo che quest'anno facciano i turni, non facciano più il self-service come l'anno scorso. Sono tutti cambiamenti che ti mettono un po' di stizza, di dire sì, da una parte pensi sì, vado, non ci vado in ferie, ma vedi questi cambiamenti, un po' di pensiero ti sale addosso. Ed eccoci qui per questo svuota la spesa con la spesa fatta da Cadoro. Come ho fatto in un video precedente, visto che ho lì lo scontrino, quello che c'è scritto i prezzi già ve lo dico, quello che non c'è scritto ve li scrivo da qualche parte. Partiamo intanto che in totale ho speso 94,45 €. Iniziamo con 2 bottiglie da 1,5 litri di Coca Zero. Cadoro non tiene il litro come che lo tiene la Famila, per cui ho dovuto prendere questo qui da 1,5 litri. Ne ho prese 2 cassette qui di acqua Brio Blu. Iniziamo a svuotare qui
il sacchetto. Allora, della Nui ho preso il gelato, quello grande, caramello salato e noci macadamia australiane, che sarebbe questo. Poi nel reparto carne ho preso questi tramezzini che sono funghi, prosciutto e formaggio per 4,55 € di 2. Una novità, cioè nel senso che non avevo mai preso questo burro d'arachidi di questo marchio Saive brand naturale, e è tutto da assaggiare. Comunque ho guardato, c'è scritto che ci sono arachidi tostate e sale, non si dovrebbe avere nient'altro all'interno. Qui c'è scritto che se aperto conservare in frigo. Vi devo dire che i precedenti burri d'arachidi io non li ho conservati in frigo, ma questo qua mi ricorderò di conservarlo in frigo. Una confezione di uova, questi qui del marchio Cadoro Bio, sono 4. Una confezione di pasta sgambaro, ho preso le orecchiette che sono buone come pasta. Questa confezione l'avevo già presa, visto che le ho finite e mi sono piaciute, le ho riprese. Una confezione di aceto di vino, però vi devo dire che io questo aceto non lo uso sulle verdure, di solito lo butto giù per i scarichi, per esempio del lavandino della cucina, tanto per cambiare odore. Una confezione da mezzo chilo di prosciutto cotto, questo qui grande. La scorsa spesa l'avevo preso anche da Cadoro, e fare i cubetti con queste confezioni mi trovo bene, e visto che sono anche confezionate sotto vuoto, se non le uso subito, anche fra 5-6 giorni, so che questo resiste, per cui mi va bene questa confezione. In questo sacchettino c'è quello che ho preso nel reparto gastronomia. Allora, ho preso queste melanzane, mi stavo dicendo, manzancolle in sour, che c'è scritto anche il prezzo, sono 3 etti e le ho pagate 7,47 €. Poi cosa ho preso? Questo ho preso mezza neve del grappa, che sarebbe come il formaggio brie, con la stessa copertura, però fatto qui da noi, e l'ho pagato 3,13 €. Poi di qua ho preso pancetta affumicata, che sono 2,08 € e l'ho pagata 3,31 €. Questa invece è manzo all'inglese tipo roast beef, sempre sui 2,16 €, 7,32 €. Per finire ho preso una burrata pugliese che è 3,62 € e l'ho pagata 5,03 €. Continuiamo qui dentro nel sacchetto. Allora, ho preso un tramezzino prosciutto cotto e funghi. Ogni tanto li prendo questi tramezzini, vedo che vanno mangiati, per cui, e sono anche gustosi. Una confezione di zucchero del marchio Sadam. Una confezione di filetti di sgombro all'olio. Questi sono 2,28 €, li ho pagati 4,99 €. Ho preso una novità
del marchio Lotus. Sapete che prendo spesso i biscotti e ho trovato questa cremina, per cui ho deciso di prenderle. Adesso che ci penso, però non ho preso i biscotti della Lotus perché ho preso questi, perché questi biscotti sono buoni. Comunque ho provato a prendere la cremina, chissà se è buona, veramente mai assaggiata, e chissà se assomiglia ai biscotti. Una confezione di maionese salsa tonnata del marchio Consiglia, una confezione di olio azienda olearia del Borgo DOP Umbria, Colli Orvietani. Ho preso quest'olio e Iocca, ho preso i fiocchi, ogni tanto li prendo anche perché questo qui ho visto che hanno la scadenza del 30 del 9, a parte che vanno mangiati prima della scadenza, ma ho deciso di prenderli. Una confezione piccola di Wuster piccola, perché ho pensato, se la prossima settimana faccio l'insalata di riso, nei prossimi giorni la faccio, di metterci anche i wusterini. Poi ho preso questi fiorellini del marchio Bio Il Gusto del Grano con marmellata di arancia rossa di Sicilia DOP e fave di cacao. Ero un po' indecisa se acquistarli perché le fave di cacao io le ho assaggiate, sono molto amare e ho ancora paura che siano che sia troppo amarognolo come biscotto. Però resta il fatto che l'idea dell'arancia mi ha ispirato, allora ho detto li provo e speriamo bene. Poi qui dentro, allora, ho preso il Limi, queste qui ne ho prese 4 confezioni. Ho preso questo chinotto San Pellegrino e dovrei averne prese 3 o 4 confezioni, 1, 2, 3 ne ho prese 3. Poi no, 4, guarda, eccolo qui il quarto. Poi dell'Oransoda ho preso questa qui e volevo prenderla in bottiglia grande se c'era. Il problema è che proprio non c'era, per cui ho preso queste qui sciolte così. E per finire ho preso la Pepsi, questa qui piccolina, quella al limone, ne ho prese 1, 2, 3, 4 anche di questa. Ed eccomi qui, appena tornata, vi ho appena fatto svedere il svuota alla spesa e adesso mi cambio perché mi metto più comoda. Questa è la tenuta con cui sono andata a fare la spesa. Sono uscita così con il cerchietto, anche perché mi andavano negli occhi i capelli e loro mi davano fastidio. Ok, io adesso per questo vlog vi saluto qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao!